quasi fino all'alba. Ed ora con Guido Del Turco facciamo un riepilogo dei risultati in tutte le altre regioni dove si è votato. Guardiamo insieme. 5 anni fa l'Italia uscita dalle urne era colorata quasi tutta di rosso, 13 regioni su 15 governate dalla centrosinistra. In 5 anni molto è cambiato. Nel 2008 il voto in Sicilia e Abruzzo ha consegnato il governo di queste 2 regioni alla PDL. Nel 2009 hanno cambiato colore anche Sardegna e Friuli. Dopo lo scrutinio di ieri il risultato è completamente ribaltato rispetto a 5 anni fa, da 13-2 per il centrosinistra, 8-7 per il centrodestra. È notte quando sul filo di lana il Piemonte sa che il governatore è cambiato. Vince il leghista Roberto Cota con il 47,3%, lo sfidante Mercedes Bresso ottiene il 46,9%. In Lombardia per la 4ª volta gli elettori hanno scelto Roberto Formigoni, 56,1% contro il 33,1% dello sfidante Penati. Una vittoria straordinaria, la 4ª consecutiva in condizioni difficilissime, con questo consenso dei cittadini che sostengono la nostra politica di riforma e la nostra politica di novità. È una grande soddisfazione. La Lega è da oggi alla guida di 2 regioni. Al Piemonte si aggiunge il Veneto, dove non c'è stata partita, 60,2% per Zaia, 29,1% per Bortolussi. Ringraziamo i nostri alleati, la PDL e Alleanza di Centro. Perché? Perché questo percorso sarà un percorso lungo e avrà bisogno veramente di una grande intesa, di una grande coerenza e di una grande serenità. In Liguria è confermato alla guida della regione Claudio Burlando, centrosinistra, vince superando il 52% contro il candidato del PDL Sandro Mario Biasotti. Resta rossa l'Emilia Romagna con Vasco Errani che ottiene il 52,1% dei consensi contro il 36,7% di Anna Maria Bernini. Ma qui sorprende il risultato della lista 5 Stelle di Beppe Grillo che ottiene il 7%. Ciò che rimane è un dato significativo e positivo del centrosinistra che si conferma di gran lunga forza di governo in questa regione. Il centrosinistra conserva anche la Toscana, dove vince Enrico Rossi con il 59,7% contro Faenzi del centrodestra che ottiene il 34,4%. Non cambiano le Marche, dove vince Gian Domenico Spacca con il 53,2% dei voti, così come in Umbria, dove la candidata del centrosinistra Catiuscia Marini ha vinto con un secco 57,2% sulla sfidante Fiammetta Modena che ha ottenuto il 37,7%. Nel Lazio, come in Piemonte, la sfida si è risolta a notte inoltrata, con Renata Polverini, prima donna al governo della regione, ha vinto di misura su Emma Bonino 51,1% contro il 48,3% della candidata del centrosinistra. In campagna è Stefano Calloro del PDL a sottrarre alla centrosinistra un'altra regione. Dobbiamo raccogliere questo grande investimento e dobbiamo lavorare seriamente, come abbiamo fatto seriamente la campagna elettorale. Abbiamo voluto fare sui contenuti, sui temi concreti, non urlata. I cittadini ci hanno apprezzato per questo. Vince in Basilicata Vito De Filippo, centrosinistra, con il 60,8% dei consensi, confermato in Puglia Nichi Vendola con il 48,7%. In Calabria il candidato del centrodestra e sindaco di Reggio Scopelliti batte di netto il governatore uscente Agazio Loiero, 58,1% a 32,1%. E oggi diventa importante amministrare bene. Guarda, già il fatto di saper amministrare, di farlo fuori dalla clientela, è un indirizzo molto chiaro al territorio. La gente vuole un governo autorevole, chiaro, forte e capace, e noi speriamo di regalare questa alla Regione perché merita questa risposta così importante.